Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi, speciale Eventi in agenda sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. È venuta a trovarci Emiliana Losma, storica delle donne. Ciao Emiliana. Ciao Laura e ciao a chi ci sta seguendo. Allora, Emiliana è venuta a parlarci di una serie di eventi che si terranno alla Biblioteca Comunale Zanzotto qui a Treviso. Sì, esatto. Gli eventi si terranno il 12 ottobre, il 23 novembre e il 7 dicembre. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, queste conferenze sono all'interno di un progetto Treviso Città che Legge, Atleti della Lettura, e sono tutta una serie di attività che il comune sponsorizza per incrementare la lettura dei libri. E allora abbiamo pensato, noi di Rete al Femminile Treviso, in collaborazione con la società cooperativa Solco, di proporre degli incontri per dare valore al patrimonio bibliografico della storia delle donne presenti nelle biblioteche del comune di Treviso. Ecco, allora mostriamo subito la locandina dell'evento. Il primo incontro sarà il 12 ottobre alle 16 in biblioteca, però alla mattina ci sarà anche un trekking. Esatto. Riprendiamo dopo il successo, possiamo dire così, perché c'erano più di 40 persone dell'8 giugno scorso, questa passeggiata per il centro storico di Treviso alla scoperta della storia delle donne, fermandoci in alcuni luoghi che ne ricordano la memoria e in altri in cui si porta memoria ma non sono così conosciuti. Quali sono le donne che hanno fatto storia qui a Treviso? Sono molte. Questa è una cosa importantissima perché molto spesso anche i nostri ricordi di scuola ce ne depositano nella memoria una o due e sembra che tutte le altre non abbiano fatto molto. In realtà studiando, cercando di trovare consultando vari libri per poter creare questo itinerario, e devo dire che cercherò in futuro di creare anche altri itinerari proprio per far vedere la presenza così forte. Si parte dai musei civici di Santa Caterina, che forse non tutti sanno sono stati creati grazie al lascito di una donna e poi incrementati grazie al lascito di altre donne. Poi passeremo anche al Museo Bailo, dove sono conservate, non sempre esposte, però conservate molte opere di donne, tra cui ad esempio Gina Roma, che è stata un'importantissima pittrice, arrivando addirittura a conseguire nel 1987 il Cavalierato della Repubblica Italiana. Quindi devo dire che quando si raggiungono queste vette, insomma, devono essere ricordate queste donne. Rosa Bortolan, Luigia Codemo, Toti Dal Monte, che è stata un'importante soprano di cui Certo. Al Teatro del Monaco c'è una targa che la ricorda. Rosalba Carriera stessa, che ai Musei Civici di Santa Caterina ha esposti tre suoi quadri, e poi magari anche altre meno conosciute che non sono riportate nelle antologie, nei libri di scuola, ma che sono altrettanto importanti perché ci insegnano a pensare in un modo diverso alla nostra genealogia femminile, alle nostre antenate, e quindi questo incontro, questa camminata si sposa benissimo con il progetto di valorizzazione dei libri di storia delle donne nelle biblioteche. Ecco, gli altri due incontri saranno il 23 novembre alle 16 e il 7 dicembre, sempre alle 16, intitolati "Perché essendo donne dobbiamo pensare attraverso le nostre madri". Esatto, questa è una citazione della mia amatissima Virginia Woolf, non dico mia perché è di tutti chiaramente, è di tutti Virginia Woolf, ma perché io dopo aver letto Le tre Guinee e Una stanza tutta per sé ho iniziato a pensare in un modo diverso anche come ricercatrice, e quindi ho voluto citarla appunto come titolo di questi incontri, perché molto spesso, se noi prendiamo dei saggi di qualunque materia, notiamo che vengono citati quasi esclusivamente uomini. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le azioni, i pensieri,
pensieri e le parole di donne che hanno scritto nella storia, pensando magari anche a una società più equa, una società dove ognuno potesse dare il proprio contributo, sono dimenticate. Per fortuna ci sono le biblioteche, che come diceva Marguerite Yourcenar, cito perché mi piace poi recuperare appunto le parole di altre donne, sono i granai per il futuro, che sono di tutti e di tutti, quindi le biblioteche hanno il libero accesso per le persone che tengono questi tesori che possiamo andare a recuperare, perché non sempre tutti i libri poi vengono ristampati, quindi se vanno fuori catalogo non possiamo più andare nelle librerie e comprarli, e allora perché no andare in biblioteca e consultarli. Senti Emiliana, il 10 ottobre sarà la giornata internazionale della salute mentale. Ed è anche per questo appunto che il primo evento si terrà il 12 ottobre. Esatto, abbiamo scelto il 12 di ottobre appunto perché era vicino al 10 di ottobre, perché le conferenze si fanno sempre al sabato pomeriggio e quindi era il primo sabato a disposizione, perché la cooperativa Solco è una cooperativa che dà la possibilità di lavorare a delle persone con dei disagi sociali, e quindi ci sembrava giusto dare risalto a questa data. Oltretutto l'11 di ottobre è anche la giornata internazionale per i diritti delle bambine e delle ragazze, quindi il 12 noi ci mettiamo giustamente alla fine per tirare un po' le fila, perché sono molte le donne che hanno scritto o hanno prodotto arte pur avendo un disagio mentale, oltre alla già citata Virginia Woolf, per esempio, Certo. Alda Merini, per esempio, Camille Claudel, oppure l'altra possibilità è quella di dare rilievo a delle indagini che sono state fatte nei manicomi, perché prima della legge Basaglia, prima della legge 180 del 78, moltissime donne venivano internate nei manicomi per le più scuse, per le scuse più generiche che ci potevano essere, e quindi recuperare appunto i libri e le opere di queste donne, sia quelle che hanno indagato, sia quelle che malauguratamente hanno avuto del disagio mentale e quindi hanno anche vissuto l'esperienza del manicomio. Secondo me è un bel modo per inaugurare questi incontri volti appunto al recupero della soggettività femminile. Come si svolgeranno gli incontri? Come si svolgerà il trekking di sabato 12 ottobre? Allora, il trekking è una camminata molto semplice, anche se l'abbiamo voluta chiamare trekking appunto per l'idea che Treviso è su un saliscendi e quindi ci saranno un pochino di passaggi, ma niente di che, insomma si fa in 2 ore molto tranquillamente, ci si fermerà in queste tappe che io ho disegnato e si parlerà di queste donne utilizzando a volte le loro stesse parole, perché è questo, no, che crea una genealogia, è il fatto di far ricircolare questo pensiero, mentre invece per quanto riguarda gli incontri in biblioteca ci sarà una presentazione dei libri che poi appunto si possono trovare nelle biblioteche, ma il mio obiettivo alla fine è quello di redare un catalogo che poi potrà essere messo sul sito delle biblioteche, in modo che anche chi non partecipa abbia la possibilità di vedere la ricchezza e quindi farla agire, ad esempio, i ragazzi e le ragazze nelle loro ricerche di tutte le scuole, insomma, di tutti i gradi. Il weekend scorso hai partecipato a Dolomitiche. Sì. Raccontaci com'è andata. Bene, allora, Dolomitiche già dal nome, quando ci hanno contattato per avere il patrocinio della rete al femminile, mi è sembrata una bellissima iniziativa e quindi ho detto, beh, come storica delle donne posso offrire qualcosa, e che cosa? Se non la possibilità di parlare di alcune donne. Io cerco sempre di farne abbastanza, un numero abbastanza elevato, ma non troppo per disperdersi, ma per dare l'idea che non ce ne fosse solo
una o due che hanno fatto l'impresa e quindi fossero l'eccezione ad una regola. Allora la mia idea è stata quella di raccontare alcuni profili di donne sia italiane che straniere che hanno avuto un rapporto con le Dolomiti dal punto di vista sportivo, perché quest'anno mi sono occupata molto delle sportive e allora tra le sciatrici alpine e le alpiniste ho pensato di ricordare che molto spesso magari noi andiamo in montagna, facciamo delle vie o le persone più brave, sicuramente io no, ci arrampichiamo sulle rocce e però i nomi delle vie e i nomi delle rocce sono proprio di queste donne. E quindi magari sono ricordate nelle guide alle Dolomiti, ci sono delle cime che ricordano il nome di queste donne, eppure il nostro immaginario comune relega le donne a casa. E poi naturalmente parlare di donne che muovono il proprio corpo in un ambiente pubblico come può essere le montagne fa sì che ci siano poi tutta un'altra serie di discorsi da fare. Quindi ad esempio l'abbigliamento, c'è la possibilità per le donne di andare in montagna con i pantaloni e non per forza con la gonna. Il fatto che molto spesso alcuni alpinisti pensavano che una volta che le donne fossero scese su determinate montagne, queste montagne, seppur belle, perdevano di interesse e quindi tutte le difficoltà per costruirsi sia un equipaggiamento tecnico importante per raggiungere queste cime, sia la possibilità invece di raggiungerle. Ad esempio ti cito solo una delle donne che ha fatto più clamore in questa conferenza, è stata Miriam O'Brien Underhill. Lei addirittura organizzava delle cordate solo per donne, perché diceva che in una cordata, se c'è un uomo, molto spesso viene riconosciuto come leader e quindi le donne stesse non hanno la possibilità di esplorare in modo soggettivo il loro rapporto con le montagne. E quindi oltre a scalare col marito, oltre a scalare in cordate miste, quando faceva delle cordate insieme solo con donne principianti, ecco, metteva questa regola del separatismo. Senti Emiliana, in locandina ciò che lei scrive è conoscenza per tutti e c'è la dea Prudenza. Esatto. La Dea Prudenza mi permette di fare proprio un collegamento tra la passeggiata del mattino e queste 3 conferenze, perché chi verrà alla passeggiata poi lo scoprirà in un modo un pochino più articolato. Una delle possibilità attraverso che ci ricorda la nascita di Treviso appunto con questo nome, e quindi i Trevisi, è il fatto che in epoca romana ci fosse un tempio dedicato alla Dea Prudenza e quindi a 3 facce. Poi a un certo punto tra il Medioevo e il Rinascimento arriva Tiziano che dipinge l'allegoria della prudenza, dove invece sostituisce queste 3 facce di donne con 3 facce di uomini che rappresentano l'età della vita, e da allora in poi la prudenza ha assunto una connotazione maschile. In realtà ha una connotazione femminile almeno all'inizio, e quindi io cerco di ridare forza a questo racconto sulla nascita di Treviso, dedicando le conferenze ad altre 3 donne che per me sono importanti per quanto riguarda la costruzione di una biblioteca delle donne. Ecco, allora ricordiamo quali sono. Certo, la prima è Paola Lombroso, e l'ho scelta anche perché è figlia del più famoso Lombroso, e lei, tra le varie cose che ha fatto nella sua vita, ha anche fondato il Corriere dei Piccoli nel 1904, e poi per dissidi che ha avuto con la direzione ha pensato bene di abbandonare e di concentrarsi sul progetto delle bibliotechine rurali, attraverso cui c'era uno scambio di libri tra i ragazzi e le ragazze di campagna e i ragazzi e le ragazze di città. Poi il 23 di novembre sarà la volta di Maria Pezzè Pascolato, che è stata una delle fondatrici di molte biblioteche popolari. Lei agiva soprattutto a Venezia ed è stata lei a creare la prima biblioteca del carcere femminile di Venezia. E poi il 7
7 di dicembre, Anna Elliot Ticknor, che è stata un'importante donna statunitense che ha fondato un'associazione per incoraggiare le donne a studiare a casa, perché appunto, anche se noi oggi pensiamo che non ci siano più barriere per i diritti delle donne, o magari sono molto più ambigue, prima c'erano proprio delle difficoltà per le donne di avvicinarsi alle scuole e di ottenere una educazione che le rendesse indipendenti anche economicamente. E allora è grazie a donne come Anna che creano una rete di corrispondenza postale tra tutte le biblioteche degli Stati Uniti, che queste donne possono ricevere a casa loro i libri e quindi crearsi una formazione adatta al loro talento e ai loro desideri. Fantastico. Allo scorso trekking hanno partecipato tante donne, c'era anche qualche uomo? C'era anche qualche uomo, c'erano 2 o 3 uomini molto interessati alla storia, e questo secondo me è fondamentale. Cioè, anche io quando vado in giro e mi chiedono perché è storica delle donne, perché purtroppo quando si fanno degli eventi o si parla di storia dell'arte, storia della scienza, si parla sempre di una storia declinata al maschile. Invece fare storia delle donne ti permette di ricostruire anche i rapporti che avevano gli uomini e le donne. E allora è chiaro che io spero proprio che verranno molti uomini, perché è importante proprio per riallacciarci e forse concludere, insomma, con il titolo delle conferenze è ciò che lei scrive è conoscenza per tutti, utilizzando in questo caso il tutti come neutro, nel senso che è sia per uomini che per donne. E invece molto spesso nella storia sembra, soprattutto per chi scrive i libri di storia con un'impostazione ancora troppo patriarcale, che quello che le donne hanno fatto, hanno pensato, hanno scritto sia solo una questione da donne. Bene, allora ricordiamo a chi ci ascolta e a chi ci guarda gli appuntamenti. Il primo è sabato 12 ottobre alle 10 del mattino, ci sarà la camminata. Esatto. E alle 16 l'incontro sarà alla biblioteca Zanzotto, biblioteca comunale, sede Città Giardino, la chiamiamo così, Perfetto. di Treviso. E gli appuntamenti seguenti il sabato 23 novembre e sabato 7 dicembre. Emiliana, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a te Laura, grazie. E grazie anche a voi per averci seguito, sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri social. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.